Un centro dedicato alla formazione esperienziale per offrire modalità innovative di crescita professionale e imparare facendo. Nasce con questo spirito il Cubo Rosso, il primo centro di formazione esperienziale del Nord-Est che Forema, la società di Confindustria Padova dedicata alla formazione, ha aperto nel cuore della zona industriale storica di Padova. Uno spazio aperto dove teoria e pratica si fondono in un unicum di formazione, dove trovare chiavi nuove per trasformare la propria impresa e adattarla alle nuove esigenze che il contesto attuale impone. Con una superficie complessiva di 600 metri quadrati, il Cubo Rosso conta 3 aule multimediali da 150 persone e un open space formativo di 250 metri quadrati. Qui si eseguono percorsi di formazione non tradizionale caratterizzata da un continuo ricorso a metodologie attive di docenza. Qui imprenditori, manager, dipendenti vengono coinvolti in un business games che fanno riferimento a diverse metafore, come lo sport, la cucina, il teatro, o che replicano situazioni reali aziendali, produzione, logistica, sviluppo, prodotti, sicurezza. Qui trovano posto, tra l'altro, una grande cucina per attività legate alla metafora del cooking e una mini fabbrica, cuore del progetto L'Industria, pensata per mettere in pratica, testandole sul campo, le teorie legate alla produzione snella. L'Industria è il frutto della partnership tra Forema e Considi, società di consulenza direzionale specializzata nel Lean Thinking. Le attività sviluppate dall'Industria all'interno del Cubo Rosso si basano sul format della mini fabbrica per imparare, dove si possono sperimentare le metodologie Lean in produzione e in progettazione e i più moderni sistemi di gestione e modellazione del business aziendale. La formazione è l'elemento fondamentale per far crescere l'impresa, farle vincere la sfida della crescita, farla germogliare e irrobustire sui mercati mondiali. Al Cubo Rosso si fa formazione di qualità rispettando il detto di Confucio: io sento e dimentico, io vedo e ricordo, io faccio e capisco.